Dio, aspettarmi, cosa che ti passano sto qui davanti? Muovati! Oh Luisa, non ciao cara, ciao! Ho cattato un disgraziato per la strada, non sei attivanti. Vabbè. Cosa che ti porta io? Ma porti il tè. Ti toccheremo sempre al marcato. Ma può darsi che stanno caldo. Forse o chi? Dove Nemo! lo metto? Dove che capita? Che casca Da che pastiglie lì, caro, si metti... Luisa, mi ho tolto i sacchetti. È mia, Ti da mangiare pronto. Ecco, adesso Che andiamo tu a visto casa. che cagemo cattare? Luigina chi Sì, è? soffioe. Acqua è rossa, Vabbè, fatta mai. Ma sei sto attenta con scaguito. No, non mi... Aspetta che mi cava io c'è, io che te vado bene. No, parei a capire, signore. Porca rutta, vai. Sì. Devo fare a mangiare, vai a car. Aspetta che mi... Buongiorno amici carissimi, bentrovati, ben sintonizzati in compagnia di Elisa Boscole del programma Vox Populi, rigorosamente su International Radio. Anche quest'oggi una grande puntata all'insegna dell'allegria e della simpatia, con un personaggio che vi lascio un attimino di suspense. Lui non so se definirlo uno youtuber, un instagrammer, un blogger, poi vi racconterà un po' di sé, però sta avendo un successo strepitoso, ormai su tutti i social da diversi anni. Lui è Francesco Barutto. Ciao a tutti, grazie anzi dell'invito, sono contento di essere qui. Ormai insomma ho più etichette, ormai diciamo che quella più completa è quella della nonna. La nonna, tu sei l'autore, no? Autore, ideatore, creatore di Nonne Venete, giusto? Esatto. Allora Francesco, io non so come definirti, se Instagram, tu hai iniziato avendo tanto successo con i social. Esatto, io ho iniziato proprio nell'ultimo periodo diciamo del lockdown, quindi quando eravamo chiusi tutti in casa, vedevo tante persone che facevano video in dialetto veneto. Un giorno così per passare il tempo, dato che eravamo tutti chiusi lì in casa, ho detto ma sì, faccio un video un po' così a Simpatico, caso. E ho postato questo video dove mi improvvisavo un attimo una nonna che parlava al telefono con un amico, una nonna veneta, e l'ho postato. Da lì è stato l'inizio della fine, diciamo. Della fine. No, insomma, nel senso buono. Da lì poi i commenti hanno iniziato a scrivere dai, metti la parte 2, parte 3, parte 4, e da là è iniziato questo fenomeno delle nonne venete. Comunque inizialmente sono partito sì con TikTok e adesso ormai sono un po' su tutti i social. Sì, infatti Instagram, Facebook, poi anche quelli nuovi, che ne so, c'è Threads. Là non sono ancora totalmente aggiornato, ce l'ho, però no, le principali sono Instagram, Facebook, YouTube e TikTok, YouTube. Esatto. Certo. Allora, quindi a te è nata, ma come ti è venuta l'idea di fare questo video della nonna al telefono? Hai preso spunto dalla tua? Allora, guarda, diciamo che l'idea della nonna è nata nel periodo delle elementari, perché io ho sempre parlato in dialetto veneto anche a scuola. Infatti quando mia mamma andava ai colloqui, parlava con le maestre, tornava a casa e mi diceva mi raccomando al manco scuola parla italiano. E io dicevo sì, invece dopo parlavo dialetto ugualmente. E un giorno eravamo in quarta, mi pare elementare, la maestra di italiano voleva fare una recita di fine anno, avevamo la recita di fine anno della scuola ed era il periodo in cui nelle scuole portavano i cesti di frutta, parlavano del mangiar sano, sì. E quindi abbiamo reinterpretato Cappuccetto Rosso mettendogli nome Cappuccetto Rosso il cestino delle meraviglie. Là la maestra di italiano ha avuto la brillante idea di farmi fare la parte della nonna di Cappuccetto Rosso perché parlavo sempre in dialetto e sta nonna si chiamava Marisa. Da là è nato il nome Marisa, che poi i miei amici ovviamente, figurate elementari, quei calze a cotto, là mi hanno etichettato come Marisa, anche prendendomi in giro nel tempo. E da lì diciamo ho iniziato a imitare questa nonna veneta, ma per gioco, così per scherzare. Gioco a casa tra amici. Esatto, e poi adesso è diventata la mia seconda personalità, diciamo. Ecco, possiamo intervistare un attimo la nonna Marisa? Certo, guarda, aspetta che guardo, dovrei avere anche gli occhiali se non sbaglio. Aspetta che furgo in tia tasca perché qua mi sa chise sotto, adesso i trovemo che mancaria altro.
Ormai devo avere gli occhiali come le mutande, se no con gli occhiali non va bene. Guarda. Non va bene. Oh là, adesso mi caio in a parte giusta. Guarda, so anche in pandan, vedo con rosso del rio. E anche le cuffie. E cuffie, esatto. Col maglione. Esatto, tutto abbina. Allora, nonna Marisa, dimmi, cara. Buongiorno. Allora, noi abbiamo presentato Francesco Barutto, però tu sei la vera star. Esatto, ormai so dappertutto, come in mezzo come il Zoba, come a Gramigna. Colpa di me ne vedo che cominci a filmarmi e mandarmi in giro dappertutto. Ma a te piace questa cosa? Sì, no, mi dà una grande soddisfazione, perché penso che la roba più bella sia quando che ti regali un sorriso a qualcuno, quindi sta cosa qua mi dà grande soddisfazione, quindi so contenta sicuramente. Un fiammanco col mettere su tutta speglioria, però comunque dai. E adesso so che hai tanto successo, appunto, e stai facendo tante serate in giro, no? E ora Vara, quest'estate che abbiamo fatto 30 date, più di 30 date estive in tutte le piazze, e dal 9 di novembre partiremo con il tour teatrale, quindi da sabato questo, e faremo 21 date teatrali da novembre fino a marzo. Quindi, anzi aprile, quindi ti aspetto a vedere uno spettacolo, mi raccomando. Bellissimo. La primissima data si può vedere? È il 9 di novembre, quindi sabato, a Legnago, Verona, e siamo già quasi sold out. Poi arriveremo con Fontaniva, San Donà di Piave, quindi insomma gireremo un po' tutto il Veneto. Allora ti impegni, nonna Marisa, a mandarci le date, così noi facciamo certo, anche ci qualche mancherebbe. post, invitiamo i nostri più che spettatori volentieri a venirti a vedere, a ascoltare. Più che volentieri, e le trovate anche nelle mie pagine social, quindi basta guardare. Giustamente. Vogliamo dirlo magari, Francesco Barutto, come basta cosa scrivere cliccare? Barutz Frau Nonne Venete, ormai esco dappertutto, quindi basta scrivere e viene fuori tutte le date con il nuovo spettacolo. Cercate SOS Nonna, che sarà il nome del nuovo spettacolo, e quindi SOS Nonna, bello, un nome un po' particolare. Ma siccome siamo curiosi qua, no, vogliamo sapere tutto. Ma fate bene, se no vedo. No, domandami, cara, sono curiosa anche amica e tu. Davvero? Allora, chi ti scrive le battute? C'è qualcuno che ti scrive le battute? Ti vengono spontanee o prepara tutto Francesco? No, allora, da 2 anni ormai a sta parte collaboro con dei ragazzi che hanno un'agenzia, ci conoscevamo già da tempo, poi loro hanno intrapreso questa carriera di aprire un'agenzia, mi hanno proposto di lavorare insieme, ho detto più che volentieri, perché ormai il fenomeno stava esplodendo, quindi era un po' complicato gestire tutto da solo, e con loro abbiamo iniziato a fare gli spettacoli. Penso siamo partiti col primo spettacolo in teatro il 6 maggio del 2023. Abbiamo provato a studiare questo spettacolo, a farlo, ho detto proviamo, poi va come va. Mentre facevamo le prove guardavo i ragazzi e dicevo qua viene fuori una porcaria, qua viene fuori, non te verrà che non viene nessuno. E abbiamo messo i biglietti, ovviamente ingresso gratuito, solo su prenotazione, e in una notte abbiamo fatto sold out. Da là sono partiti, il primo spettacolo era il Tutto fa Brodo, quest'estate si era trasformato in Tutto fa Brodo Show Paranormal Edition, e adesso SOS Non. Paranormal Edition. Paranormal. Ma adesso sono curiosa. Allora, quel paranormal te lo posso dire, nel senso che abbiamo capito, tra virgolette, che comunque io, nonna, proiettata in un mondo dei social a 74 anni, sia un po' una cosa paranormale. E diciamo ormai, mettendo a confronto il mondo di una nonna al mondo che c'è oggi, perché ormai è cambiato tutto, è una cosa un po' paranormale, quindi su tanti aspetti. È vero. Esatto, e quindi abbiamo incentivato questa cosa, che giustamente era anche un argomento che di per sé è proprio vero, è vero. E appunto con questi ragazzi, saluto anche il mio manager Matteo, se no dopo si offende, no, a parte gli scherzi, con questi ragazzi bravi veramente abbiamo iniziato a collaborare, e con la testa e il braccio loro a testa e braccio mio abbiamo creato tutto quello che è lo spettacolo, diciamo. Bello, ma sei da solo sul palco o hai degli aiutanti, degli assistenti, degli attori? Allora, negli spettacoli precedenti avevo sì il nipote, la parte di mio nipote, invece in questo nuovo sarò io accompagnato da 5 ballerini, quindi avremo degli intermezzi di ballo, insomma, che è una cosa bella. Però questa volta vi tocca sopportarmi solo me. Beh, diciamo che tu fai già il 99,9% dello spettacolo, insomma,
quindi è giusto anche sia, No, ma sia guarda, così. la cosa bella è che sì, appunto, noi quando scriviamo lo spettacolo scriviamo una scaletta, diciamo, un po' ampia, non scriviamo mai parola per parola, perché dico sempre è una capacità che magari manca a me, però comunque a me piace di più improvvisare, avere una linea guida però poi improvvisare, perché ogni Bravissimo. pubblico non è mai uguale, quindi È vero. ogni spettacolo esce sempre diverso, con una linea guida uguale però sempre con qualcosa di diverso, e quindi credo che l'improvvisazione sia bella. Poi ripeto, magari è una capacità che manca a me di imparare a memoria un copione e recitarlo, però No, ma guarda, penso sia una bella cosa, anzi, perché non è da tutti. Io ho lavorato tantissimi anni sia a Rai che a Mediaset in diverse trasmissioni, però ho avuto una buona scuola a Canale Italia, Ecco. dove presentavo un programma rigorosamente in diretta con tutto quello che può succedere perché capito? Quindi sì, è un bel allenamento, perché quando tu impari ad improvvisare È la in cosa qualsiasi migliore. situazione, tu stai sicuro che nella vita puoi fare di tutto. No, è vero. Infatti, guarda, paradossalmente io ho più paura a dire qualcosa se ho davanti 10-20 persone che non fa se ne ho 500-600. Mi mette più in imbarazzo, quindi poi credo, sai, che avendo lavorato anche in negozio questa cosa qua ti aiuti molto, perché anni fa io mai avrei pensato di andare in un palco, perché sono sempre stato uno sì che parlava, però non andavo proprio in cerca, insomma, sembrava Certo. poi evitare. E invece penso che lavorare in negozio comunque ti porti anche ad avere più Sì, parlantina, a essere più sciolto. socializzare, sì. Esatto. Sì, è vero, però un bel salto. Diciamo un bel salto, sì. Sì, ma era sotto era un po' il tuo sogno? Guarda, se tu mi chiedi da piccolo se avevo in mente cosa fare da grande, no. Nel senso, non ho mai avuto. È stata una cosa un po' casuale, che però magari l'ho scoperta anch'io adesso, nel senso una cosa che mi piace fare. Ho sempre avuto un po' sta vena di inventare, fare. Pensa che quando ero piccolo, per farti capire sta vena un po' di inventiva, quando andavo magari in giro con mia mamma, ogni posto io volevo un giocattolo nuovo. Insomma, mia mamma un giorno, per farmi stare buona, mi ha raccontato una storia di questo bambino che insomma non riusciva a permettersi tanti giochi, e il suo nonno gli portava a casa i scatoloni e gli ha detto: fatti i giochi da solo. E a volte l'asa sta a fine. Io ho iniziato a portarmi a casa scatoloni e costruire casette di qua e di là. Mia mamma non ne poteva altro, ha detto che era meglio i giocattoli. Sì, ho idea di sì. Quindi ho sempre avuto sta vena un po', diciamo, creativa, però non avrei mai pensato a sfociassi in una cosa Esatto. Beh, sei contento di questo? Sì. Poi specialmente quando magari ti fermano per la strada, che ti dicono: guarda, ho passato magari un momento brutto, stavo poco bene, guardando i tuoi video mi sono tirato su. Oppure chi magari ti scrive che ascoltando i video si ricorda la nonna, la mamma. Sono soddisfazioni grandi, anche perché poi penso, sai, che è una cosa bella portare un qualcosa da un social. Per me al giorno d'oggi i social se ne vedono di tutti i colori. Esatto. Dimostra che il social può essere usato anche in maniera bella, e comunque portare una cosa dallo schermo del telefono al teatro penso sia tanta roba, quindi bello. Certo, veramente. Poi tu sei anche un ragazzo, sei rimasto molto umile nonostante no. il successo che hai avuto e continui ad avere. Ma io dico sempre i piedi per terra, a parte che io sono fatto così, dopo sono anche un po' nonna dentro, quindi non mi viene difficile fare a nonna, nel senso che io non sono proprio come i miei coetanei che magari va in discoteca, va liscio, come ti dicevo prima, appunto. Mi piace pulire, cucinare, lavare, stirare, quindi so veramente o i sbagliare l'anno da nascita, che a volte per scambiare il certificato. Però sì, diciamo che l'umiltà penso sia la semplicità, penso sia la cosa che ti porta anche ad avere più seguito, e il comportarti bene penso sia la chiave, diciamo. Esatto, poi tu non neghi mai una foto a chi ti ferma No, per strada, anzi. sei sempre tanto disponibile, anche rimettendoci in prima persona in termini di tempo. Sì, beh, Magari allora, sei in ritardo, stai andando da qualche parte, ti fermano. sì, no, è sempre una soddisfazione, nel senso, comunque è una conseguenza a quello che faccio. Sarebbe anche un po' un controsenso fare qualcosa di pubblico e quindi che le persone ti riconoscono e dire: no, guarda, non faccio niente. Pensa che alcuni spettacoli, a volte quello estivo durava 1 ora e mezza, ma rifacevo 2 ore di foto dopo, quindi Sì. cioè, nel senso, però è una soddisfazione, nel senso, perché poi comunque dici, vuol dire che ho fatto qualcosa
che rimane nella gente. Pensi di spostarti anche al di fuori del Veneto? Allora, diciamo che ci sarebbe l'idea, però è un po' da vedere, nel senso abbiamo tante persone che ci seguono non proprio anche da alcune parti d'Italia, ovviamente, magari qualcuno che si è spostato, ma abbiamo anche tante persone che ci seguono dal Brasile, dal Canada, perché una volta c'era i veneti che andavano proprio, infatti in Brasile è proprio pieno di veneti. Ce ne sono tanti, è vero. E quindi mai dire mai, non è in programma, però insomma potrebbe essere anche un'alternativa, una cosa nuova, ecco. Perché no, sarebbe molto gradito, penso. Ma poi penso anche che sia bello, appunto, al di là del far ridere, del dare comunque un significato, anche portare avanti quello che è il nostro dialetto, che sta un po' andando nel dimenticatoio, anche perché se guardi in televisione ci sono tanti comici napoletani, siciliani, però il Veneto è un po' visto come una lingua un po' brutta, un po'... Ma lo sai, anzi, che nel mondo del cinema, poi quando hanno bisogno di un doppiatore per fare delle battute in Veneto, non chiamano mai i veneti. Esatto, sempre ma un altro. Te lo assicuro, chiamano sempre magari il romano che prova a dire la battuta in Veneto, magari una battuta e si sente anche male, certo, perché... male. E non ho mai capito sta cosa. Diciamo, secondo me, perché il Veneto è un po' visto come una lingua un po', non dico brutta, un po' grezza un po', invece non è vero, perché è una bella lingua. E dopo noi abbiamo una cosa meravigliosa, che ad ogni paese in cui ti sposti c'è un modo di dire diverso, cambia una lettera, quindi è veramente bello, ed è proprio un peccato che col tempo vada perso. Esatto. Sì, no, noi siamo sostenitori anche del dialetto veneto, proprio nella nostra regione ci teniamo, ecco, certo, insomma. Non solo il dialetto, ma anche le usanze, i nostri usi, i costumi, feste tradizionali, certo. Cioè ci si tiene particolarmente, ed è giusto che sia così, ecco, non lasciare andare no, è vero, tante è vero. cose che sono belle e sono la nostra storia. Esatto, no, è vero, ti do pienamente ragione. Sei stato anche qui nei nostri paraggi, Adria, Cavarzere, con gli spettacoli? Allora, ho fatto una serata, però non lo spettacolo, ero ospitata ad Adria proprio quest'estate, e poi ho fatto anche uno spettacolo a Loreo. Quindi, ma anche nei teatri quest'anno avremo delle date anche qua nella zona di Rovigo, quindi date un'occhiata alle date se siete qua in zona che sì. Esatto. E per acquistare i biglietti, venirti a vedere a teatro? Allora, quest'anno non li abbiamo messi solo online, perché ovviamente io in primis con l'online non vago tanto d'accordo, quindi abbiamo nel link delle mie pagine, trovate sia il link per acquistarli online, oppure basta andare in qualsiasi rivenditore Ticket One che avete a portata di mano e chiedere i biglietti SOS Nonna per la data in cui, diciamo, riuscite ad esserci o vi fa piacere ad esserci, e li acquistate. Ah, bellissimo, bene, dai, quindi insomma abbastanza semplice, dai, ecco. Sì. Un'altra cosa ti volevo chiedere, se qualcuno dovesse proporti un altro personaggio, allora, di accantonare la nonna e provare qualcosa di alternativo. Guarda, sicuramente non sarei restio a farlo, nel senso mi butterei tranquillamente, però ormai sono stato etichettato talmente tanto nonna che non so se riuscirei a farlo, però insomma si potrebbe provare. Già adesso alterno nonna veneta, nonna italiana, però insomma la nonna veneta ha sempre più più potere, più carattere, esatto, più carattere. Però insomma, mai dire mai, ecco. Sì, ma è la differenza tra la nonna italiana e la nonna veneta, in sostanza? Diciamo che la nonna veneta è quella un po' più terra, nel senso che magari litiga un po' di più col nipote, un po' più. La nonna italiana, sai, quella un po' più tutta perfettina, che insomma guarda un po' più il centesimo, guarda, è un po' più, sì, diciamo, critichina, ecco. Allora, però ho visto uno dei tuoi video per Halloween. Sì? È fortissimo. Sì, no? avevo fatto. C'è questa nonna che si trova impreparata, no, ad Halloween, perché effettivamente è una festa. Oddio, è storicamente parlando, poi troviamo delle tracce anche in Veneto, quindi non è prettamente americana come festa, certo. Però diciamo che l'usanza di fare dolcetto scherzetto, queste cose qua, viene dall'America. Non sono tantissimi anni che da noi si festeggia, e quindi la nonna veneta
Alla nonna veneta piace, però può trovarsi impreparata. Esatto, non era pronta. Non era pronta questa nonna, no? E allora ha rifilato. E era da fare quello a che spesa, poteva. quindi quello che aveva in casa gli ha dato qualcosa ugualmente, però insomma dai, piuttosto delle caramelle gli ha dato qualcosa un po' più di sostanzioso. Sostanzioso. Beh, bellissimo, quindi invito anche i nostri spettatori, i nostri ascoltatori a seguirlo, a dare un'occhiata sulle tue pagine social. Certo. È veramente carino. Ma spiegami un po' cosa gli ha dato la nonna. Guarda, aspetta che mi ricordo adesso perché ne faccio talmente tanti che biscotti, il pesto mi pare rosso per fare la pasta, dopo non mi ricordo più cosa gli avevo dato, aspetta che mi venga in mente. Sì, diciamo il pancarè mi pare, sì, insomma tutta roba che erano da fare a spesa e che esatto, che chi si apporta che a non casa si sa mai che possa può sempre servire, insomma, piuttosto una manciata di caramelle in casa con biscotti, pesto rosso, il pesto rosso per fare sangue, e no? ricotte che a burrata, cioè meglio di così, andare a fare il giorno scherzetto ogni giorno. Ogni giorno, hai ragione. Esatto. Hai ragione Francesco. E cosa fai tu nella vita? Oltre a questo? Allora, guarda, fino a qualche mese fa, da 7 anni a qualche mese fa, ho fatto il commesso, quindi ormai tanti lo sanno, nel senso... Che avevi accennato già prima. Esatto, e adesso questo mio percorso è terminato, ho voluto aspettare qualche mese per... insomma partire con lo spettacolo nuovo, tutto quello che c'è dietro e fare un Natale sereno, nel senso con calma, e poi da gennaio insomma è un po' tutto da valutare. Mi piacerebbe che questo fosse il mio lavoro principale, però insomma avere una cosa in più insomma di sti tempi non fa mai male, ecco. Non fa mai male, hai esatto. ragione, giusto per rimanere sempre con i piedi per terra, però io ti auguro di continuare comunque con tutto questo e che diventi proprio un lavoro, il tuo lavoro principale. È già un pseudo lavoro, certo, diciamo, perché ti impiega tanto tempo. Beh. Infatti quando ho smesso di lavorare, diciamo a luglio, ho detto guarda che bello, sono un lavoro un po' più di tempo, e invece no, sono più impegnata prima. Infatti volte dico come facevo prima, però insomma ti porta via tanto tempo, però. Sì, insomma il tuo spirito la tua voglia di fare, no? Lo spirito di adattamento, riuscivi a far tutto. Esatto, ma anche perché io non sono uno a cui piace star fermo, quindi pensa che i primi giorni sono stato a casa da lavorare, ero a casa, io amo fare le pulizie, mi sono inventato, ho detto so a casa, sfodero il divano, quindi sfodero il divano, lavo tutto, e avevo questi 2 cuscini in pelle dello schienale del divano in piuma, scusa. Ho avuto la brillante idea, avrei avuto non lavo i cuscini, di lavarli in vasca. Quindi puoi immaginare piuma d'oca dentro in acqua in vasca, io ho portato in lavanderia, quella della lavanderia mi ha detto non sta più fare una roba del genere. Azzardarti. Quindi se è meglio che vada a fare qualcos'altro. Se no faccio danni. No dai, comunque sistemato, hai rimediato. Sì, sistemato. Adesso ho detto basta, non lavo pipa i prossimi anni e sia a posto. Però insomma dai, meglio dai, vai in tour adesso, tour teatrali e così a casa non metti piede, sei a posto. Ma Francesco, sei fortissimo, guarda, sei ancora meglio dal vivo di persona che non in video. Grazie. Come simpatia, come tutto. Sì, guarda, nella vita io sono, al di là dei video, sono uguale, nel senso anche con gli amici tengo sempre la battuta pronta. Dopo che mi dice che sono forte, che dico sempre come l'aseo. Però insomma no, mi fa piacere, grazie. E tra i tuoi hobby raccontami un po', giusto perché qua sono tutti curiosi, vogliono sapere. Insomma. Ecco, nel tempo libero, che già ne hai pochissimo, proprio poco. Guarda, poi in ma queste tu settimane... hai accennato più volte che balli anche il liscio. Esatto, guarda, come hobby. Tanto perché non ho niente da fare, faccio anche quello, no? Ecco. E sì, come hobby, a parte appunto pulire, che mi rilassa, cucinare anche mi piace, però appunto ballo anche liscio sono un bel po' di anni, nel senso andavo ancora alle medie, penso. Quindi un bel po' di anni, è partito anche quello per caso, perché mia mamma mi diceva vieni a sto corso di balli di gruppo, io gli dicevo ma cosa che venga a fare? Cos'è sta roba? Insomma una sera per farla contenta sono andato, e da là poi la volta dopo lei non voleva più andare, mi ho detto no, questo mi porti, questo che venga. E da là ho conosciuto quella che era la compagnia di ballo e ho iniziato ad andare in giro. Poi col Covid questa cosa qua si è un po' spenta, specialmente nelle sagre, quindi adesso ogni tanto quando riesco vado nelle balere.
Bravo. provando a portare qualche mio amico, ma con scarsi risultati. Però ci sono tanti giovani che ormai si approcciano al liscio. Anch'io anni fa, quando mi hanno proposto appunto di presentare questo programma di liscio a Canale Italia, ho detto: che roba sia. liscio? Che roba è? Tu immagina io faccio la ballerina, poi in discoteca, roba del certo. liscio, cos'è sto liscio? E invece poi, caspita, c'è tutto un mondo, c'è un seguito pazzesco. No, è vero, secondo me C'è un seguito che è una cosa veramente paurosa, e penso sia un pubblico anche molto valido per quello che tu fai. guarda, una cosa che ho notato, a parte che secondo me anche il ballare è una cosa che ballare liscio, intendo, sta andando un po' a perdersi come il dialetto, quindi anche questo è peccato. Infatti quando vedo qualche coppia magari di giovani o altro, mi fa piacere, perché vedo che comunque è una cosa che resta. E sì, comunque ha un target molto simile al mio pubblico, anche se il pubblico che io sai è molto vasto, sì. perché vado dai bambini che hanno pochi anni, nel senso alle nonne, quindi ho veramente una fascia ampia, però sì, diciamo, si rispecchia molto prendo ispirazione, diciamo, anche ecco. Sì. Ma di la verità, hai preso, c'è qualche aneddoto magari da cui tu hai, come stavi dicendo, tratto ispirazione? Guarda, principale no, diciamo che è stato un po' un misto quando ho creato sto personaggio. Ho preso un po' spunto dalle vicine di casa, da un po' quello che erano le mie nonne, da un po' un misto. Poi lavorando in negozio, sai, ne ho viste talmente tante che potrei scrivere un libro di più, però insomma era un buon palco, diciamo, per prendere ispirazione. Però insomma, guarda, un aneddoto in particolare non mi viene in mente adesso, però un po', diciamo, un misto in generale. Dei modi di fare, delle battute, un bel mix. Esatto. E le nonne di Francesco come sono? Allora, guarda, le nonne io non le ho più, ho diciamo la nonna che mi sono goduto di più è stata quella paterna, e infatti proprio per questo, quando magari faccio gli spettacoli o altro, dico sempre: chi ha la fortuna di avere ancora i nonni, di goderseli, perché sono veramente penso una cosa preziosa che abbiamo, e magari tante volte invece di trascurarli penso che sia proprio bello, sì, viverseli, perché sappiamo che i nonni sono quelli che ci vogliono più bene, però anche è quelli vero. che ci lasciano prima. Quindi esatto, è bello goderseli, ecco. Però insomma, la tua nonna somigliava alla nonna, diciamo, in alla alcuni nonna aspetti Marisa, o... no, in alcuni aspetti, diciamo, qualcosina c'è, poi appunto è un misto, quindi tra nonna di qua, nonna di là, poi un po' di vicina di casa, si informa un mix, però insomma sì, un po', diciamo, sì. Più o meno lo stereotipo della nonna veneta è quello. Infatti tanti mi dicono, sento di quelle frasi che mia nonna era uguale, infatti anche le parole vecchie, nel senso, tante parole che sono state dimenticate, è bello sentirle. Quindi... Ma è vero, perché capita anche tante volte che parole che non ricordavo proprio, le senti dire e dici: oh, la diceva mia nonna. No, è vero, perché ormai si è un po' italianizzato tutto, quindi anche è bello, il dialetto si è un po' italianizzato, effettivamente. Certo. Abbiamo perso tante terminologie, tante cose. Per quello ti dico, è proprio peccato perderlo, ma mantenere vivo quello che è proprio il vero dialetto veneto, ecco. Sì. E i tuoi genitori? Guarda, allora, i miei genitori ovviamente sono contenti. Supportano, sì, ma dopo hanno sempre saputo che io ero un matto nel senso buono, quindi non si sono stupiti quando è nata sta cosa, però insomma sono contenti, ci mancherebbe altro. E ti seguono nelle tue cose? Tutti gli spettacoli ci sono, quindi infatti a volte vado anche in qualcuno lontano e gli dico: non state a venire, che magari che c'è tanta strada da fare. No, assolutamente no, però insomma è una bella soddisfazione anche per loro, nel senso, è anche vedere che sono contenti, quindi è chiaro, penso insomma che vedere il proprio figlio realizzato e felice sia la cosa più bella per un genitore. Certo. E fratelli? Hai fratelli, sorelle? Sei figlio unico? Che a volte si caga a concentrare, tutto su uno. Massa robe su uno. Esatto. Sì, anch'io sono figlia unica, quindi vedi, ci capiamo. Allora sì, certo. Il tuo sogno? Allora, guarda, il tuo sogno nel cassetto. Di preciso, dico sempre che in te il cassetto o so che mudande, perché poi al momento.
Però guarda, in questo momento il sogno sarebbe sicuramente di ampliare questa cosa, portarla anche magari, che ne so, ad altri personaggi o altro, comunque tenere viva questa vena che è un po' artistica, perché è una cosa che a me piace fare. E quando lo fai, anche quando lavoravo, che magari alla sera avevo 2 o 3 date di fila, non mi pesava, proprio perché è una cosa che mi piace fare. Quindi sicuramente un sogno che potrebbe essere proprio portare avanti questa carriera, tra virgolette, di un po' di comico, un po' di artista, diciamo, sì, che continui, ecco, per la strada giusta. Quindi per il momento il sogno potrebbe essere questo. Bene. Dopo che vado a casa faccio un fiando spazio sulle mutande o metto là, ma si sa mai, esatto. Non si sa mai. Giusto. Quando lavoravi, no, facevi il commesso e già cominciavi ad avere un discreto successo, sì. Le persone che venivano in negozio, sì, no. Com'era il rapporto con le persone? Guarda, quasi ogni giorno venivano a chiedermi una foto, bene o male qualcuno c'era, però era un bel rapporto, nel senso non ho mai avuto esperienze di persone troppo invasive o maleducate o altro, quindi è una bella cosa. Sì, già questo è tanto, perché esatto. Poi sai, quando era proprio lì che volevo arrivare, volevo capire se la cosa magari ti aveva causato problemi. No, anzi, guarda, ho sempre avuto persone educate. Poi a volte, sai, penso a chi è veramente famoso e non li invidio, nel senso, comunque devi avere tanta pazienza quando hai a che fare con le persone, ma nel senso buono, nel senso, sai, che devi adattarti, nel senso devi essere disponibile, gentile. Però penso anche chi è proprio veramente veramente famoso, che proprio non ha, nel senso, è difficile avere vita. Però nel mio caso, diciamo, non ho mai trovato persone troppo invasive o maleducate, quindi non posso lamentarmi, anzi. Bravo. Proprio posso essere però sereno. È andata bene, dai. È andata bene, perché effettivamente si sentono di quelle cose. Che sì, diciamo capitano. che, ma anche se vedi nei social dei video altro, che dici cavolo, invece magari non sono arrivato al punto che, però per il momento non posso dire niente di brutto, ecco. Sì, durante la tua carriera artistica, qual è l'esperienza che ti è piaciuta di più finora? Allora, guarda, sicuramente l'esperienza che mi è piaciuta di più è stato, il primo spettacolo che ho fatto in teatro. È stata penso un'emozione unica che ricordo come fosse ieri. Non ero agitato, infatti sta cosa qua mi ha un po' perplesso, perché prima dello spettacolo tutti venivano a chiedermi siete agitati, a questo punto dico guarda, ho detto basta, perché se devo agitarmi qui altri sì. E però, diciamo, ero sereno. Però quella sicuramente è stata una soddisfazione. Poi un'altra soddisfazione è che siamo andati l'anno scorso in una casa di riposo, quindi far ridere comunque le persone che magari sono lì dentro è una soddisfazione grande. E dopo, appunto, regalare anche sorrisi a chi magari non sta passando bei momenti, sia a livello di salute o altri motivi, quindi penso siano soddisfazioni grandi, al di là del personaggio in sé. Bravo, quindi anche sei anche un bravo ragazzo sensibile, vedo. Sì, molto sensibile anche ai problemi degli altri, certo, perché appunto rivolgi sempre un pensiero alle persone che non stanno bene, alle persone. No, è vero, perché guarda, questa cosa qua mi ha molto colpito, perché inizialmente, sai, quando fai video nei social ne vedi tanti, dici vabbè, sì, c'è quello che ride, passa. Sì. Invece quando, sai, ti fermano, ti dicono guarda, ho passato un brutto momento qua, comunque ti resta impressa sta cosa, e quindi secondo me è una cosa bella, per quello mi resta come soddisfazione. Sì, certo, perché molto. Vuol dire che non stai facendo proprio una cavolata, però una cosa che ha magari un po' più valore, quindi è una bella cosa. È vero, poi porti con il tuo personaggio porti alla memoria, magari adesso anche la mia nonna non c'è più, e tante volte quando ti sento mi viene in mente qualcosa. Certo. La mia nonna faceva la geometra, quindi magari lei era un po' tutta insomma, geometra. No? Però ogni tanto, anche lei comunque parlava in dialetto per lo più, no? Certo. E ogni tanto sento qualche cavatina, no? E mi viene in mente, vedi, la mia nonna, e sta cosa ti fa piacere, ti commuove, però comunque in senso buono. Certo, ecco. certo, è proprio quella è una cosa bella, diciamo, perché porti comunque un valore aggiunto rispetto a quello che è di per sé fare un video e metterlo così, nel senso porti qualcosa in più. E vorrei, se puoi ovviamente, se un paio di minuti di nonna Marisa. Vara, podaria farvi un saluto a tutti gli ascoltatori, e ora podaria dirvi che vi aspetto in teatro, mi raccomando.
Aspetta, chi se Dio chiamarmi, scusa, aspetta, Prego, porta prego. pazienza perché qua. Pronto? Dimmi Fernanda, porta pazienza. Sì, sono in radio. Sì, ecco, vi aiuta anche a Fernanda, ragazzi. Cosa sei che te è mossa? Te gareccia pa freddo, fate un fiamme di canarina. No, te fai bollire scorze del limone dentro l'acqua, sì, così struca. Ascolta, te gaucia mal dentista? Sì, no, lei è onesto. L'unica roba se te dice non sta a lavare la dentiera con la pastiglia. No, te che dici mi faccio come mia amica Marisa, mia sera mia cavo? Sì, te la metti dentro il coso il secciaro. Te che dai una bella spruzzata di Chanticleer? Sì, te assi là che agisce una scianta? No, quello normale, Marsiglia, no, quello lavanda, no. Sì, te assi là che agisce, dopo te acciappi, te che dai una rasentata e ti la metti in lavastoviglie. No, che una sbrissa io ti impiri sul portapironi. E a sua pastiglia, brava, lavai intensivo e una sdansata da varechina così si attaccava l'odore da freschini, specialmente se te mangi pesce. Ecco, va bene, dai, te chiamo dopo che finisco qua. Sì, va bene, ciao cara, ciao. E se è una roba grande, setto, E se sempre dice, ma è peso di centraini. Sì, bellissima, Ecco. grazie Francesco. Niente, figurati, grazie a voi. Grazie di cuore. Allora noi siamo addirittura d'arrivo. Intanto Perfetto. ti ringrazio per Grazie essere a voi venuto ospite qui da dell'invito. noi. E vogliamo magari ricordare gli appuntamenti imminenti? Guarda, vi aspetto dal 9 di novembre in teatro con il nuovo spettacolo SOS Nonna. Guarda, ti leggo anche le prime date così non le sbaglio. Allora, 9 novembre Legnago, che ormai è quasi sold out, 16 novembre Fontaniva, 23 novembre San Donà di Piave e 7 dicembre Vicenza. Poi nel profilo le trovate tutte, quindi vi aspetto in teatro, aspetto anche voi con SOS Nonna e non vi spoilerò niente, così No, assolutamente. vi resta la sorpresa, ecco. Dai, così ci godiamo lo spettacolo. Ti ringrazio Esatto. ancora Francesco. Grazie mille a voi dell'invito. E salutiamo tutti i nostri spettatori, tutti Certo. i nostri ascoltatori e ti aspettiamo alla prossima. Grazie Magari mille. quando hai finito il tour, così ci fai un po' un resoconto, ci racconti un po' Com'è andata. com'è andata, cos'è successo. Esatto. Ciao Francesco, Ciao, grazie ciao a mille. tutti, ciao.